La guerra in Medio Oriente e l'innalzamento dei costi del carburante stanno frenando le prenotazioni dei viaggi, soprattutto all'estero. Alcune compagnie aeree hanno già preallertato una situazione di disagio. Le difficoltà oggettive potrebbero rivelarsi che alcune tratte potrebbero essere cancellate perché non essendoci sufficiente carburante devono riorganizzare la programmazione dei voli e quindi è probabile che qualche tratta venga cancellata. Al momento non ci sono cancellazioni di viaggi o tratte, ma i prezzi dei voli aerei si sono alzati. Oggi chi acquista un pacchetto di viaggio, cioè il turismo organizzato, il classico pacchetto di vacanza e quindi con l'utilizzo dei voli charter è molto più tutelato e garantito perché i costi sono stati predefiniti dall'organizzatore e quindi anche l'ospite, il potenziale cliente che fruisce di questi servizi è tutelato per il momento anche per quanto riguarda l'aggravio dei costi dell'aumento dei costi carburante. Si comincia a registrare anche un calo delle prenotazioni. In questo momento oggettivamente un calo c'è, nel senso che abbiamo più una richiesta di informazioni e la preoccupazione di capire come evolvono le situazioni. Nelle agenzie di viaggio la percezione è quella di una moderata cautela da parte dei turisti che in vista dell'estate sembrano prediligere la zona del Mediterraneo. C'è una fetta abbastanza importante che, riguarda un 20-30% della clientela che ama comunque il lungo raggio. Oggi quelle prenotazioni sono in parte in stand-by, ma non è che non siano fruibili, lo sono nella stessa ugual maniera con una differenza. La differenza è legata al fatto che non potendo utilizzare Dubai, Abu Dhabi, l'Oman come punto di riferimento per il passaggio degli aeromobili sulla parte ad oriente, si utilizzano altri scali e questo comporta un aggravio di tempi di viaggio